Stefania Pasian, direttore del CAF CISL Veneto. Quali sono le misure a favore del lavoro domestico previste dal decreto rilancio? Il decreto rilancio ha incluso due importanti novità riguardanti il lavoro domestico. La prima è il bonus golf, ovvero l'indennità pari a 2 mensilità di 500 euro riconosciuta alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto non convivente con almeno 11 ore settimanali. La seconda importante novità riguarda l'emersione del rapporto di lavoro domestico con un contributo forfettario di 500 euro da parte del datore di lavoro, che consente alla famiglia di regolarizzare la propria lavoratrice, il proprio lavoratore, tutelando contemporaneamente se stessa ed il proprio collaboratore attraverso l'applicazione di un contratto collettivo nazionale. E per maggiori informazioni a chi ci possiamo rivolgere? Il sistema servizi CISL, attraverso il patronato INAS CISL e il CAF CISL, è pronto ad accogliere ogni richiesta dell'utenza. Siamo presenti capillarmente su tutto il territorio regionale, in tutte le sedi CISL, su appuntamento. Ci spieghi meglio cos'è lo sportello Colf Badanti del CAF CISL Veneto? Parlare di sportello Colf Badanti per noi CISL significa parlare di famiglia. All'interno del sistema servizi CISL, il CAF offre alle famiglie tutta l'assistenza necessaria per la gestione del rapporto di lavoro di colf, assistenti familiari, babysitter. Nello specifico ci occupiamo di tutti gli adempimenti necessari all'apertura, alla gestione, alla chiusura del rapporto di lavoro. Stipuliamo il contratto, effettuiamo le comunicazioni obbligatorie verso gli enti, elaboriamo i cedolini paga e i modelli per il versamento dei contributi. Si tratta di un servizio che il CAF eroga da molti anni, da quando la CISL ha interpretato i bisogni delle famiglie a regolarizzare il lavoro delle badanti. Questo servizio è nato e cresciuto grazie all'impegno quotidiano degli operatori che hanno seguito e seguono tuttora passo passo questa sfera lavorativa con grande attenzione verso i fabbisogni espressi dalle famiglie e verso le novità introdotte dalla normativa, quali ad esempio il decreto rilancio di cui abbiamo appena parlato. Per maggiori informazioni contattateci quindi ai nostri recapiti territoriali per prendere appuntamento per una consulenza specifica.